E la verità è che la cosa che stona è che mi risulta che non vogliono fare il tampone, però dopo qualche genitore ha pensato bene, ed ecco poi la fonte del contagio, di far fare ai propri figli una festa di carnevale, ovviamente non in classe, a casa di qualcuno, a organizzare questa festa e da là è partito il focolaio. Una festa di carnevale solo apparentemente innocua è all'origine del focolaio che si è sviluppato alle elementari Ancillotto di Soligo e che da giorni sta tenendo con il fiato sospeso un'intera comunità. E questo mentre i numeri del contagio si aggiornano con 2 nuove positività tra il personale scolastico, in totale quindi 20 alunni e 4 insegnanti su 140 tamponi, 15 poi bambini che a Soligo non hanno potuto effettuare il tampone a causa del rifiuto da parte dei genitori. E in questo caso qua chiaramente abbiamo dovuto mettere anche in quarantena le famiglie, perché non possiamo permetterci che possa chiaramente uno dei familiari magari che risulta positivo perché il ragazzo non ha voluto fare il tampone, che poi possa questo essere strumento di ulteriori cluster. In tutto questo c'è però una notizia confortante. Non ho segnali dal dottor Rigoli che ci sia assolutamente la variante inglese. Ma il fronte scolastico, più in generale a preoccupare la direzione dell'ULSS 2, 78 le classi con provvedimenti in atto in tutta la Marca, 32 in quarantena e 46 in monitoraggio, il trend in crescita e lo si vede dal famigerato R-Conti. Evidentemente causa certi comportamenti, l'RT, l'R con T, che è l'indice che fa capire quanto importante sia averlo basso per non avere contagi, è passato dallo 0,6 di esattamente 20 giorni fa, oggi siamo all'1,03, quindi significa che sta crescendo in modo importante. Insomma, occorre fare di tutto per evitare un altro passo indietro, quindi ulteriori restrizioni, l'appello anche ai genitori è diretto. Evitate di fare feste, di fare assembramenti, utilizzate la mascherina, spiegatelo anche ai vostri figli e soprattutto dateci la possibilità di fare i tamponi perché è l'unico mezzo per isolare, ovviamente, tracciare e verificare che si creino altri cluster, cioè altri focolai.